17ª edizione della mezza maratona, domenica appuntamento con tantissimi, un centinaio di atleti che hanno aderito all'invito, segno di una manifestazione che è in continua e costante crescita. Qual è il segreto di questo importante aumento di fan, di persone, di atleti che vengono ad Agrigento, Presidente? Il segreto probabilmente è la nostra accoglienza, il nostro modo di fare, e incoraggiamo tutti quanti, e poi abbiamo un percorso che è unico. Passiamo sulla Via Sacra, dove ci sono i templi meravigliosi, e gli atleti, nonostante c'è una salita per arrivare alla zona della Via Sacra, sono ripagati di questa fatica attraversando la Via Sacra. Di questo dobbiamo ringraziare l'Ente Parco, che ci ha dato da sempre la disponibilità per poterlo attraversare in sicurezza, e quest'anno saremo anche noi in sicurezza, perché ci sono delle normative anti-Covid che sono stabilite dalla FIDAL e che noi rispettiamo pienamente. Abbiamo 930 iscritti, come diceva lei, questo è un successo che la nostra gara riesce a mantenere. Siamo passati da 1.500 dell'edizione precedente, in tempi di Covid siamo 930. Sicuramente è un evento che accoglie tanti consensi, sia a livello siciliano ma anche a livello italiano. Abbiamo iscritti da tutta Italia. È importante che i cittadini di San Leone e di Villaggio Peruzzo sappiano che domenica 10 dalle ore 8:30 alle ore 11 tutta la viabilità è bloccata, però ci sono delle vie alternative da cui possono benissimo allontanarsi dalle loro abitazioni. Quindi domenica 10 ottobre alle ore 8:30 parte la nostra gara. Una novità di questa gara, sempre per andare incontro ai nostri atleti, quest'anno, grazie alla disponibilità di un nostro medico runner, il dottore Farrugia, che qui me lo ricordo perché ce l'ho davanti agli occhi, grazie alla disponibilità del dottore Farrugia avremo un medico che correrà la 21 km ed è dotato di tutte le attrezzature necessarie per poter assistere. Ci auguriamo che non faccia nessun tipo di assistenza. Il dottore Farrugia è un anestesista, quindi sicuramente è un esperto in queste cose. Correrà assieme agli atleti e cercherà di incoraggiarli, e speriamo che il suo intervento sia solo una bellissima corsa e non l'altro. Quindi domenica 10 ottobre 8:30 si parte da San Leone, Viale Falcone Borsellino. Ecco, un evento che voi avete sposato come assessorato al turismo. Sì, diciamo che noi non ci potevamo tirare indietro dietro questa grande manifestazione che è stata organizzata della mezza maratona dal dottore Calamita, e abbiamo dato questo contributo, un contributo che serve veramente per ripartire. Prima di tutto dobbiamo dire ripartire, dopo 1 anno e mezzo di pandemia è giusto che era arrivato il momento, è arrivato il momento di dare dei segnali importanti, e quale meglio di questo come segnale? Quindi da parte nostra c'è non solo la disponibilità ma anche la volontà di crescere e di fare di nuovo altre iniziative. Del prossimo anno pensiamo di dare un contributo maggiore anche per dare la possibilità di fare crescere questa manifestazione. È 17 anni che noi inseguiamo l'assessorato al turismo per poter essere degnati di attenzione. Questo è il primo anno che grazie a Lillo Pisano abbiamo questa attenzione, e come dice lui il contributo che loro daranno servirà a noi per poter potenziare questa squadra. Quello che molti politici, e questo me ne rammarico, non comprendono oppure sono distratti da altro, è che queste manifestazioni sportive, non solo la nostra, le manifestazioni sportive in genere non sono solo manifestazioni sportive, sono manifestazioni turistiche, portano persone. Noi portiamo 900 persone e un po' di familiari nella nostra città. Di questi una buona parte dormono, mangiano, vivono qua, apprezzano le nostre bellezze. Quindi potenziando la nostra gara, se l'assessorato al turismo continuerà a sostenerci, noi avremo la possibilità di arrivare a 2000 iscritti, il che significa non è più una garetta, diventa business, come fanno a Roma, come fanno a Milano, come fanno a New York, come fanno nelle grandi città. E Agrigento è una grande città e merita attenzione. Una bella manifestazione che attira tantissimi atleti da tutta la Sicilia, siamo a circa 1000 partecipanti, cui il comune di Agrigento ne va fiero, Sindaco. Sì, sicuramente è una manifestazione unica, ha detto bene, quasi 1000 partecipanti. È una manifestazione sportiva, naturalmente ci sarà tanta gente che verrà anche fuori dalla nazione italiana,
È importante perché naturalmente finalmente è un segnale post-pandemico, si sta uscendo da questo dramma della pandemia, è un momento di aggregazione, ma la cosa importante per Agrigento è che è un momento di turismo. Finalmente quel fenomeno degli escursionisti sta iniziando a cambiare, perché questa gente resterà almeno 48 ore qui ad Agrigento, occuperà i B&B, occuperà gli alberghi, occuperanno i ristoranti, i pub, i bar di Agrigento. Questo per me è anche importantissimo. È vero sì che è una manifestazione sportiva, però una manifestazione sportiva che si associa anche a una manifestazione culturale, turistica e economica. Un impegno importante è l'organizzazione da parte del Lions Club Agrigento Oss della mezza maratona, un evento che riscuote tanto successo non solo alla nostra Agrigento ma in Sicilia, considerando gli atleti che ogni anno vi partecipano, e poi siamo giunti alla 17ª edizione. Il Lions Club Agrigento Ost organizza insieme all'associazione GS Valle dei Templi la 17ª edizione della mezza maratona della Concordia, una manifestazione sportiva che naturalmente oltre a promuovere lo sport e la salute e il benessere delle persone